Buon pomeriggio, benvenuti all'appuntamento con il sindaco di Catania Enrico Trantino. Buon pomeriggio. Bentornato sindaco. Allora, partiamo subito dalla zona industriale, oggetto di un investimento da 50 milioni di euro. Finalmente è stato stilato il cronoprogramma, cioè sono i programmi con i tempi precisi. Si parte dalla terza strada, vediamo il servizio e poi commentiamo. A distanza di 8 mesi dalla conferenza stampa che annunciava interventi per 50 milioni di euro, finalmente qualcosa si muove alla zona industriale di Catania. Secondo un cronoprogramma ben definito, i primi cantieri si apriranno alla fine del mese sulla terza strada, cui si riferiscono le immagini, e l'inizio dei lavori è subordinato alle attività preliminari di pulizia tra l'incrocio con la 20ª strada fino all'intersezione con la 13ª strada. Siamo nel blocco cosiddetto Pezzagrande, attualmente in stato di totale abbandono, dove i pericoli sono molteplici, da quel che resta di marciapiedi alle buche, passando per la vegetazione incolta che ricopre persino la segnaletica già di per sé fatiscente. L'ultima settimana di aprile partiranno i lavori proprio appunto da questa strada in cui ci troviamo in questo momento e speriamo che possa diventare una realtà, soprattutto che possa mettere in sicurezza l'area. I marciapiedi presumo e spero, auspico che facciano parte di quello che è la riqualifica del manto stradale. Per quanto riguarda gli sparti traffici è ben evidente che gli stessi non permettono né una chiara visibilità e soprattutto un pericolo enorme di incendi per tutti i lavoratori. Sarà un miraggio perché una cifra così importante nella zona industriale non è mai stata stanziata. È anche vero che è una goccia in un mare rispetto ai lavori che dovrebbero essere fatti. In attesa di interventi concreti si corre ai ripari con i soliti rattoppi, come in questa rotatoria all'altezza della 13ª strada, la cui pericolosità era stata evidenziata con alcuni avvisi nelle aziende come ST. Le le voragini sono state finalmente tappate, restano gli enormi cespugli che invadono la sede stradale, nascondendo in parte anche i guardrail. Torniamo in diretta con il sindaco Trantino, vuole fare un commento su questo? Poi hai fatto una domanda io. No, non devo commentare, devo semplicemente dire che oltre il blocco di Pezzagrande, nello stesso contesto di tempo partiranno i lavori a blocco Pantano e a blocco Buttaceto. In più le opere di manutenzione straordinaria messe in sicurezza sui canali e sulle aree a verde di pertinenza. Mancano ancora, mi pare, 2 lotti perché sono stati oggetto di ricorso al TAR verso l'aggiudicazione che era stata compiuta a seguito di gara e quindi su questo dobbiamo aspettare che si esprima il giudice amministrativo. 50 milioni sono una cifra importante, ma è anche vero quello che dice il buon Mazzeo dell'UGL, sono una goccia nell'oceano. Che non c'era il sottopancia, sì. Comunque l'avevamo visto al telegiornale un dirigente dell'UGL. Sì, è una goccia nell'oceano, ma intanto una goccia importante perché stiamo iniziando una serie di interventi inediti perché non si erano mai visti in passato. Volevo vedere una fotografia, se riusciamo a vederla, il famoso ponte dell'8ª strada. Verrà demolito o eccolo qua? O rientrerà in questo maxi programma di interventi? Non glielo so dire perché non riesco a stare dietro tutto così nel dettaglio, quindi non so che tipo di intervento sarà compiuto, se di riqualificazione, di demolizione non credo, ma anche perché se ricordo bene da un punto di vista strutturale non presenta alcun problema, hanno potuto verificare che non c'erano quei pericoli che inizialmente erano stati paventati, quindi si tratta semplicemente di un intervento di riqualificazione ma che non so se è compreso in tutti questi che abbiamo elencato. Va bene, grazie. Intanto dalla zona industriale passiamo a via Messina Ognina, sono in corso anche lì lavori di svolgimento per la posa del nuovo asfalto drenante, importante, i lavori stanno riqualificando la scarica del vecchio, cioè la scarificazione. Come si dice? La scarificazione. Scarificazione, che termine, del vecchio asfalto, la nuova bitumazione, giusto? Rifacimento della segnaletica orizzontale, sistemazione delle caditoie. C'è un gran lavoro, insomma. La circolazione viaria è garantita, come vedete, con restringimento alternato della sede stradale. E infatti in mattinata non sono mancati code e disagi, soprattutto nelle ore di punta. Sì, noi ovviamente stiamo eseguendo i lavori anche di notte per accelerare l'esecuzione e quindi il completamento dei lavori. So che molti si sono lamentati, erano stati preventivamente comunicati, quindi possono benissimo prendere in alternativa Viale Lainò per evitare questo restringimento di carreggiata, perciò basterebbe dalla rotatoria del Cannizzaro mettersi su Viale Lainò e rientrare dopo dalla circonvallazione, però mi consente di dire, perché proverò a moderare i toni perché mi amareggiano certe polemiche
Le confesso, le do una notizia assolutamente incredibile: le strade non si fanno da sole. Abbiamo provato a dire ripavimentatevi, niente, non ci siamo riusciti. I catanesi giustamente si lamentano per la condizione del manto stradale, nel momento in cui seguiamo si lamentano per le code, e così è normale, ti siamo abituati. Però ripeto, le alternative ci sono, le alternative viarie. Per quanto riguarda via Messina, sapendo i cittadini che noi attraverso l'esecuzione dei lavori in orario notturno cercheremo di limitare il più possibile i disagi, però vorrei anche che tenessero conto che stiamo facendo un'operazione importante. No, ma insomma l'asfalto drenato è fondamentale. Assolutamente. Ne abbiamo parlato anche altre volte, parecchie altre volte, ma sempre in tema di strade c'è un piano da 16 milioni di euro portato avanti in sinergia con la Regione, e si lavora sull'asse dei servizi, e si interverrà anche a Tondo Gioeni e nelle vie Galermo e Duca degli Abruzzi, giusto? Allora, per quanto riguarda l'asse dei servizi, non è compreso in questo dei 16 milioni, stiamo lavorando anche lì di notte, pure di notte, perché dobbiamo ovviamente limitare al massimo i disagi, e quindi stiamo finalmente riqualificando quel che tutti giustamente definiscono un biglietto da visita per la città, visto che chiunque lo prende per entrare da Catania e per uscire. E quindi là verrà messo l'asfalto drenante. Invece gli altri interventi sono di riqualificazione stradale per un po' più di 16 milioni di euro, adesso nel concreto non so a quando arrivano, però ho preso nota proprio perché si tratta di Cifre importanti, insomma. Di cifre importanti, e riguarderanno, vado velocemente, Piazza Borsellino, via Dusmet, Piazza dei Martiri, via 6 Aprile, Piazza Papa Giovanni XXIII, viale Africa, Piazza Galatea, Piazza Europa, viale Alcide De Gasperi, via Zoccolanti, via Galermo, via Cifri, via Beccaria, Largo Mendola, via San Nicolò al Borgo, via Monserrato, via Embriani, via Vittorio Emanuele Orlando, viale Vittorio Veneto, via Francesco Crispi, via Rabordone, via de Libertà, via Umberto, via della Regione, via Cicastello, via Teseo, via Caruso, via Messina, via Ara, via Milo, via Le Fleming, via Duca degli Abruzzi, via Vincenzo Giuffrida e via Oberdan. Per alcune di queste strade non saranno fatte interamente, ma solo le parti più ammalorate, però potete ben comprendere che già è un piano... una batteria importante. Caspita, avete preso nota, ognuno dei... Sarà stato difficile con la velocità che... Sì, esatto, l'ho detto veloce, però per chi risiede da quelle parti sarà contento. Andiamo a vedere qualche altra immagine, perché dopo lo sgombero procede spedita la demolizione dell'ex palestra Lupo. Ne abbiamo parlato più volte nel telegiornale. Ecco qua alcuni momenti. Rientra nell'ambito dei lavori di riqualificazione portata avanti dall'amministrazione comunale. Questo è il rendering, come sarà, insomma. L'intervento è finanziato con fondi PNRR, giusto? Esatto. Per garantire ordine e sicurezza è stata disposta la chiusura al traffico dell'area interessata, ma mi pare che tutto si stia svolgendo, sta andando in modo assolutamente sereno, quindi i cittadini capiscano che questa limitazione al traffico veicolare è per realizzare una situazione migliore per tutti. Desidero anche rappresentare che si tratta di un intervento in un contesto molto più ampio, che comprende via Teatro Massimo, San Berillo Vecchio, via Vittorio Emanuele, piazza San Placido, via del Vecchio Bastione, via Porta di Ferro, piazza della Repubblica, Corso Sicilia. Ecco, mi piacerebbe che la gente comprendesse quanto questa città stia risultando diversa da quella che abbiamo ricevuto in passato, e quindi come ci sia una opera di riqualificazione veramente importante, per cui ancora oggi molti cittadini mi fermano per strada per ringraziarmi, proprio perché capiscono qual sforzo stiamo compiendo. Questo è molto positivo ed è effettivamente importantissimo che Catania si rifaccia il look, si sta rifacendo il look, come si dice. Allora adesso facciamo una breve pausa, poi toccherà a voi. Ricordo il WhatsApp 342, lo vedete lì sulla destra, 74 55 005, ma anche la mail, perché qualche mail, come l'abbiamo detto al telegiornale, è già arrivata. Sicilia24 Focus, eccola lì, @telecolor.it. Pochissimo, vi aspettiamo con i sindaci di Catania Trentino. Bentornati all'appuntamento con il sindaco di Catania Trentino, che ringraziamo ancora per essere qui. Tocca a voi adesso. Intanto già, come vi dicevo, sono arrivate alcune mail, una delle quali vorrei leggere subito al sindaco. Salve, può fare attenzionare ZTL via Spadaro Grassi, e dice: chiunque ha avuto il pass per l'accesso come residente di tutte le vie limitrofe usa il pass di accesso come autorizzazione di parcheggio privato
in una ZTL dove non potrebbe parcheggiare nessuno tranne i disabili autorizzati. È un po' una richiesta di solidarietà. Ma sono assolutamente ragione. Peraltro mi viene anche facile far controllare considerando che sotto il municipio, quindi mi sembra che sia quantomeno singolare che proprio lì vadano a sostare in violazione del divieto, quindi farò controllare senz'altro. Perfetto. Altra mail dice: in via Garibaldi, angolo via Pardo, ecco, molti locali di ristorazione la domenica mettono la musica dalle 11 del mattino fino alla sera tardi e non rispettano neanche l'ora di pausa dalle 14 alle 16. Fa un sorrisino il sindaco, che deve dire? No, ma l'ho detto e lo ripeto, abbiamo assunti 200 ma ce ne vorrebbero 200.000. Vero? Ognuno crede che in questa città possa fare quello che vuole, ma non gliela diamo vinta, quindi io desideravo rassicurare questo nostro teleascoltatore che chiederò al servizio di polizia locale domenica di fare un passaggio su via Pardo, angolo via Garibaldi. Esatto. È una donna, si chiama Matilde Conti, lo leggo adesso, scusi sindaco. Sì. Allora adesso vediamo invece i WhatsApp se arrivano, se sono già arrivati, immagino quanti saranno. Signor sindaco, volevo sapere, per il mercato rionale di Picanello, di via Duca degli Abruzzi, da anni abbandonato, cosa intende fare l'amministrazione comunale di questo edificio? Mercato rionale di Picanello, via Duca degli Abruzzi. Ci stiamo confrontando con l'assessore Bottino e con il Consiglio Comunale perché potrebbe diventare la nuova sede del centro per l'impiego. Quindi perché fallita l'opportunità di poterlo allocare a Trappeto Sud, stiamo pensando invece di poterlo mettere lì. Stiamo semplicemente definendo con i responsabili del centro per l'impiego alcuni dettagli per comprendere se così com'è può andare bene loro, perché loro sarebbero ben entusiasti di acquisirlo. Bene, questo è un progetto importante e anche una notizia per noi. Andiamo avanti. Egregio signor Sindaco, buon pomeriggio. Ha preso con gioia la sua decisione di dedicare lo stradale Primo Sole all'ingegnere Pasquale Pistorio. Le chiedo, ha deciso la data? Grazie Giuseppe Ranno. No, non ho deciso la data perché non dipende solo da me. Io ho chiesto alla commissione toponomastica di valutare questa opportunità perché per noi è un dovere nei confronti del Cavaliere Pasquale Pistorio. Bisogna però compiere tutta una serie di passaggi perché bisogna anche avere il nulla osta da parte della prefettura, purtroppo anche questo segue un iter burocratico che non è certamente spedito, quindi però abbiamo dato l'avvio a questo procedimento che mi auguro porti presto i suoi frutti. Infatti esprime soddisfazione anche per questo. Allora, buongiorno, come mai i disabili con passi invalidi non possono registrarsi alla ZTL Vietnea, invece NCC sono autorizzati? Allora guardi, io qua su questo non sono bravo, so che abbiamo fatto il CUDE per cui comunque adesso c'è un registro unico in cui sono inseriti coloro i quali hanno i pass per disabili, quindi non so per qual motivo, mi dice il teleascoltatore, non ho dubbi che sia così, non si siano potuti registrare alla ZTL. Dico però sempre che chiedo, io invito che passino coloro i quali hanno esigenze di movimento, lo posso capire perché è giusto che risparmino sul percorso. Chi invece magari ha un pass disabili ma non ha queste patologie così gravi, perché il pass disabili lo possono avere anche coloro i quali hanno delle minime patologie, una cardiopatia o anche la mancanza di una falange, ecco, arriviamo a questo, banalizzando a questo tipo di esempi, potrebbe tranquillamente percorrere la parallela via Sant'Euprio. Perché dico questo? Perché a quel punto non sarebbe più una ZTL, considerando che ci sono 6.000 pass disabili a Catania, diventerebbe una strada ad alto traffico, quindi ci vuole sempre poi buonsenso in tutte le cose, fermo restando che siccome non possiamo noi discriminare, è giusto però che chi ha difficoltà di movimento intanto passi. 6.000 i passi disabili. Andiamo avanti, vediamo un po'. Caro sindaco, ma è possibile che tutte le isole ecologiche siano aperte solo fino alle 14? È vergognoso per chi lavora tutti i giorni e vorrebbe conferire
ma non può. Valeria da Catania, fino alle 14. E no, mi pare che sia fino alle 15, almeno quella di via Patene Romeo è fino alle 15. La signora Valeria ha ragione, però noi non dobbiamo dimenticare che noi abbiamo realizzato questi centri comunali di raccolta, queste isole ecologiche, ben dopo che era stato firmato il contratto. Quindi nel momento in cui abbiamo affidato il contratto alle ditte che seguono i lavori di raccolta e pulizia della città, abbiamo dovuto cercare di trovare un accordo, un'intesa, senza che ciò comportasse ulteriori oneri per noi, che poi sarebbero ulteriori oneri per i cittadini collatari. Quindi in questa fase mi dicono che non possiamo aumentare l'orario, certamente è un qualcosa che io auspico poter fare il prima possibile, perché mi rendo conto che è un'alternativa importantissima. Sarebbe comodo la sera, certo, pomeriggio tardi. Ma basterebbe anche, magari penso, non lo so, riuscire ad allungare il sabato, perché il sabato è il giorno di maggiore agibilità per tutti, portare il sabato fino alle 19 già potrebbe essere un buon segnale, però questo è un qualcosa che stiamo valutando con l'assessore Pesce per capire quando lo possiamo incastrare rispetto a un contratto che, ripeto, è già confezionato così com'è. Quindi ci studiate, diciamo. Certo. Benissimo, andiamo avanti. Sono il signor Danna e desideravo sapere dal sindaco Trantino quando saranno installati i cassettoni di metallo con apertura mediante badge promessi in piazza Aldo Moro a Catania. Il vice sindaco me l'ha fatto vedere una settimana fa, qualche giorno fa, mi ha fatto vedere esteticamente come sono sicuramente gradevoli, prenderanno il posto delle vecchie campane, quelle interrate, nonché verranno installate anche in altri siti. Non ricordo la tempistica, ma credo comunque sia a breve. Poi però io farò appello al buonsenso della cittadinanza, perché è chiaro che con il badge si riconosce chi conferisce, ma non cosa conferisce. Quindi se io vado a buttare plastica, sanno che è Trantino che conferisce, ma se oltre alla plastica c'è l'organico, questo non lo sapranno mai. Quindi ci vuole un minimo di intesa con i cittadini, ma sono sicuri che tutti faranno la loro parte, perché obiettivamente anche questa è un'opportunità come quella dell'isola ecologica per conferire al di fuori degli orari. No, stavolta, come dire, sarà a mano tesa, sindaco, non è severo con i concittadini catanesi come prima. No, perché prima, siccome anche all'inizio della trasmissione qualcuno scherzando diceva oggi l'hanno benedetta in tutti i modi in via Messina, quindi poi alla fine uno rimane disorientato. Certo. È comprensibile. Andiamo avanti. I cittadini vogliono restituiti i marciapiedi e le strisce pedonali. I primi, quindi marciapiedi e strisce, i primi sono diventati assai trafficati da auto, scooter. Il sindaco lo aveva promesso, grazie salvo consoli, cioè Allora, loro dicono che parcheggiano praticamente. Allora, chiariamo una cosa, per quanto riguarda il rifacimento dei marciapiedi è una cosa sacrosanta. Ho fatto fare un progetto che pesa 25 milioni di euro. Caspita. Devo dire che avevo avuto io maggiori aperture da parte della regione. Ieri però mi sono sentito con il direttore Falgares, che è appunto il direttore della programmazione e della coesione, e mi rappresentava che c'è un mondo prima del ciclone Harry, un mondo dopo il ciclone Harry. Molte somme le hanno dovute destinare proprio alla riparazione di quel che il ciclone ha determinato, per cui non mi ha potuto confermare l'impegno, ma mi ha detto che stanno verificando se in qualche modo aiutarci. Peraltro conviene anche alla regione, perché essendo un progetto esecutivo potrebbe subito andare in gara. Diverso è invece il caso dell'occupazione dei marciapiedi con scooter e con macchine, perché su questo è la linea di indirizzo che abbiamo dato con l'assessore Coppolino per dirigere come prioritari, per intervenire prioritariamente con le ganasce, proprio perché comprendiamo quali disagi crea la cittadinanza, ma non solo la cittadinanza. Io ogni volta che vedo qualcuno posteggiato sul marciapiede chiedo sempre col sorriso: ma se dovesse passare qualcuno con una sedia a rotelle, una mamma con un passeggino, Sì. ma secondo lei? Tutti mi dicono ha ragione, poi magari dopo 5 minuti la vanno a rimettere nello stesso punto. Ma state procedendo quindi con le ganasce? Sì, stiamo procedendo sempre, ogni giorno ci sono ganasce. Perfetto. Buongiorno sindaco, è possibile prendere un appuntamento con lei? Io so vuole un appuntamento per esporre delle problematiche riscontrate dei servizi sociali che ho più volte esposto presso ufficio competenti senza avere nessun riscontro. Quindi desidererebbe parlare con lei a proposito dei servizi sociali, un po' generico però. Sì, no? però mi risulta che già ha parlato con gli uffici. È chiaro che Sì, ci sono, ha detto, ci sì. sono 10 assessori. Se io già
coordino l'attività di tutti, interferisco con l'attività di tutti, ma se anche sulla gestione dovessi cominciare a occuparmi delle cose che non mi competono rispetto a una condizione che già mi vede impegnato per numerose ore al giorno, talvolta arriviamo anche quando c'è Consiglio Comunale alle 18 ore, non avrei assolutamente la possibilità di gestire il mio organismo, prima ancora il mio cervello che oramai sta perdendo pezzi. Quindi rivolgersi agli assessorati? Alla direzione servizi sociali, peraltro è una direzione che funziona, quindi non capisco per quale motivo non abbiano trovato una soluzione. C'è l'assessore Spoto che è estremamente attento e solerte, se chiedo un appuntamento sono certo che soddisferà le aspettative. Eventualmente se dovesse essere felice. Vado avanti ancora, sì, sempre le stesse strade. Quando asfalteranno via Vittorio Emanuele II e via Plebiscito soprattutto? Allora, via Vittorio Emanuele II faceva parte del quarto progetto, ma che non è stato ammesso al finanziamento. Via Plebiscito non era ancora considerata. Allora ricordo quello che ho detto altre volte: il piano esigenziale della città di Catania per la riqualificazione dell'intera rete viaria pesa 400 milioni di euro. Sì, l'ha detto altre volte. Siamo riusciti con i sindaci, con i colleghi sindaci di Palermo e Messina a ottenere questi 50 milioni di euro per le nostre 3 città. Intanto cominciamo con le strade che ho elencato poc'anzi, sono già uno sforzo importante. Nello stesso tempo, attraverso l'aumento di capitale di multiservizi, noi speriamo finalmente di acquisire delle macchine che ci consentano degli interventi di rattoppo, i cosiddetti ratteddi, in modo certamente più efficace di quello che facciamo ora, semplicemente buttando il bitume e basta. Quante strade più o meno ha calcolato, ha enumerato prima? Quanto saranno? Una ventina, 20, 30, adesso non ricordo, vado a memoria. Sì. Sono più di 20. Quindi soprattutto molto lunghe e sono tutte strade a maggiore percorrenza. Esatto. Questo è piccolissimo, vediamo se riesco a leggerlo. Buongiorno, volevo segnalarle purtroppo la presenza di tanti parcheggiatori abusivi al centro storico anche durante l'orario delle strisce blu. Lo scorso venerdì tra un parcheggiatore e un automobilista si stava accendendo una rissa, l'ennesima. Grazie per l'attenzione sulla tematica, Giuseppe Tosto. Nel momento in cui dite fate il mio nome agli parcheggiatori abusivi riceverete parole di odio e speranze di vendetta per gli interventi che compiamo. La verità è, signor Giuseppe, che noi, come più volte detto, non potremo mai essere risolutivi, perché per effetto della normativa del codice della strada in particolare, l'unica cosa che possiamo fare è allontanarli e sequestrare il contante, ma nel momento in cui giriamo l'angolo quelli tornano lì perché non si possono arrestare, non si possono mandare via. Con alcuni c'è stato un deferimento che ha comportato poi il Darcur, la cui violazione, il Darcur è una sorta di DASPO, la cui violazione ha poi generato comportamenti più incisivi, ma stiamo parlando sempre di poco rispetto a quello che vorrei potessimo fare. Abbiamo chiesto al governo di modificare la normativa, anche il consigliere Giovanni Manni si sta interessando su questo proprio perché dello stesso partito mio, e quindi gli ho chiesto di aiutarmi con linee preferenziali con altri parlamentari affinché presentino una proposta di legge. Potrebbe cambiare in che senso? Vediamo. Nel senso di inasprire le sanzioni. Ecco. Questo qui. Questo, probabilmente la gente chiede questo. Vediamo l'ultimo messaggio. Buongiorno, in via Armando Diaz i residenti chiedono un semaforo pedonale e un dosso perché generalmente ci sono incidenti. Via Proprio Armando Diaz. Alle 13:30 abbiamo parlato di via Armando Diaz perché c'è una situazione caotica determinata dall'assoluta anarchia di chi arriva lì e pensa di posseggiare anche in 37esima fila pur di andare a bar a prendere il caffè. Questa del semaforo non so a che altezza chieda questo telespettatori, adesso io faccio fare delle verifiche e cercherò di capire effettivamente se lo possiamo fare o se eventualmente un solo attraversamento non semaforizzato possa risolvere il problema. Grazie. Grazie Sindaco, grazie a tutti voi per averci seguito, ci fermiamo qui, la prosecuzione per il programma continua con voi, ci possiamo rivedere mercoledì prossimo? Sì, penso di sì. Benissimo, un appuntamento. Buon pomeriggio. Grazie.